Buongiorno. Buongiorno a lei. Domenica ancora non conoscevate il risultato del Milan, le voglio chiedere se è cambiato qualcosa nella vostra percezione in questa settimana, se è stato più complicato o diverso gestire la pressione esterna, comprensibile dei tifosi, le aspettative, e le voglio chiedere se è cambiato anche qualcosa all'interno del gruppo, se è più difficile gestire la parte tecnica a questo punto o più quella emotiva. No, in base al risultato del Milan, noi dobbiamo ragionare su quella che è la possibilità che abbiamo noi di fare la nostra corsa, di avere un'idea su quello che ci aspetta e quello che vogliamo che ci aspetti in questo finale di campionato, perché come avevamo detto le volte precedenti, ormai arrivata a questo punto sarebbe ridicolo se non ammettessimo apertamente, al di là di quelli che sono gli altri risultati, se non ammettessimo apertamente che siamo noi, Milan, Inter e Juventus, che siamo in lotta per il campionato, in lotta per lo scudetto. Ce lo giochiamo in questo finale di campionato al di là di quelli che sono i risultati degli avversari. Non dobbiamo avere quell'idea lì, dobbiamo andare per la nostra strada. E la gestione dello spogliatoio diventa facile, perché noi abbiamo capito ormai con che professionisti doc abbiamo a che fare, perché il fatto che si sia in lotta per vincere lo scudetto ora da ultimo, con tutto quello che abbiamo passato, è segno che abbiamo a che fare con una squadra di ragazzi seri, con dei professionisti veri. Il fatto che nella partita di domenica l'abbiamo trovati quasi tutti in condizione fisica e mentale, nonostante le difficoltà della vigilia che anche voi avevate evidenziato, è il segnale che questi ragazzi si allenano in maniera serissima, perché se no poi dopo diverse partite che non giochi, se non hai tenuto un ritmo alto negli allenamenti per le settimane precedenti, se non ti sei comportato da grandissimo professionista, diventa difficile avere quel livello di ritmo, quel livello di qualità che poi vuole una partita normale, ancor di più se la partita la giochi contro l'Atalanta. Per cui ora tutti nel Napoli vogliono giocarsi questa possibilità e io sono convinto che fin da domani lo faranno vedere. Sport Italia. Buonasera Spalletti. E si prepara Radio Kiss Kiss. Buonasera. Guardando il rendimento del Napoli tra casa e trasferta, ovviamente si evidenzia che il Napoli è più una squadra da trasferta e soprattutto rispetto alle prossime due, Fiorentina e Roma, si gioca una bella fetta di scudetto. Ecco, che cosa deve migliorare secondo lei nella testa dei giocatori? Tra l'altro domani lo stadio sarà pieno, ci sarà sold out, da un punto di vista mentale per approcciare allo stadio e soprattutto all'entusiasmo e invertire, diciamo, la marcia anche in casa, nel senso avere un rendimento così come è in trasferta. Ma l'idea di calcio che noi vorremmo sviluppare è una cosa che si è fatta, abbiamo tentato di farla costantemente, al di là di quando poi si è perso, al di là di quando si è vinto. Visto quello che si diceva e che dicevate soprattutto voi, che avevamo una squadra che ogni tanto aveva delle picchiate nel grafico, che si perdeva poi nelle difficoltà,
le difficoltà sono più ad andare a vincere fuori che non in casa. Quello è palese, è chiaro, per cui aver vinto quelle partite lì ha più valore della difficoltà di aver perso in casa. E sono figlie quelle sconfitte lì di tentativi di mettere in pratica quello che è il calcio che vogliamo sviluppare, che vogliamo fare, non riusciti. Non riusciti e qualche episodio che ti è girato contro, perché poi se si vanno a rivedere, insomma, siamo riusciti a perdere partite senza aver subito un tiro in porta, per cui è qualche episodio che ti gira contro. Noi abbiamo avuto la volontà di ripetersi tutte le volte al di là del risultato precedente e non dobbiamo fare niente di differente a quello che abbiamo sempre fatto. L'ultima partita in casa abbiamo giocato una buonissima partita. Il fatto dello stadio pieno in questo finale di campionato era il pezzetto che ci mancava, perché domani avremo anche quello. Se dentro la gara avremo dei momenti di difficoltà, come evidenziavi tu, basterà girarsi intorno, domani guardarsi intorno e diventerà tutto facile sulla reazione da avere, insomma. Ecco. Poi la classifica dice che stiamo facendo bene in campionato, il Maradona pieno, che stiamo facendo bene nel cuore dei napoletani, che forse è più importante di quello che è la classifica, perché i napoletani si intendono di calcio e sanno vedere chi ha un comportamento o meno, per cui quello è un premio che ci piace prenderci. È un po' come lo stadio pieno, è un po' come un mantello che ti avvolge, che ti può far diventare un supereroe. E questo a noi ci fa grande piacere. Radio Kiss Kiss e si prepara il Corriere dello Sport. Mister, buon pomeriggio. Domani, prima della partita Napoli-Fiorentina, Kiss Kiss e il Calcio Napoli hanno una bellissima iniziativa, un flash mob dove verrà, cercando di coinvolgere tutto lo stadio, verrà lanciato un messaggio forte, Stop War. Il Napoli, anche un mese fa, ha fatto una bella iniziativa proprio per sensibilizzare verso questa tragedia che ci colpisce un po' tutti. Allora mi chiedo, il mondo del calcio che cosa può fare proprio per sensibilizzare gli animi in questo momento così delicato? Il mondo del calcio si è già espresso più volte su quello, abbiamo già fatto video, tutti hanno già detto molte cose, si può aggiungere anche altro perché questa guerra sta andando avanti e questa guerra, qualsiasi guerra, sicuramente turba le coscienze. È un veleno che cola dentro le nostre case e ci impedisce di vivere serenamente, vedere quelle immagini. Immagini che turbano la sensibilità di chiunque. La rivolta della gente comune è sempre stata un po' la cosa importante per riuscire a fermare le guerre, per cui ognuno può dare il suo contributo, ognuno faccia quello che può fare, senza chiedersi quanto è importante. La guerra uccide chi la subisce, ma soprattutto uccide per sempre, anche rimanendo in vita, chi la fa. E è una cosa insopportabile vedere quelle immagini lì. Poi mister, tornando alle cose di campo, la Fiorentina, guardando i numeri, è la squadra più migliorata rispetto all'anno scorso, più 20.
quali sono le insidie della sfida di domani e che cosa la intriga del lavoro di Vincenzo Italiano? Le insidie... Allora, Fiorentina prima di tutto va dato meriti alla società perché hanno fatto una squadra forte, hanno lavorato bene sul mercato e hanno lavorato bene anche nella scelta dell'allenatore. Poi le insidie basta andare a ricordare la partita di Coppa Italia dove abbiamo... Prego? Dove ne abbiamo presi 5, abbiamo perso con 5 gol in casa, per cui io l'allenatore l'ho portato per esempio alla mia squadra. La sua grinta, il suo accanimento sul 5-2 in 10 contro 9 quando da ultimo ai tempi supplementari chiedeva di venire a pressare, chiedeva di andare a fare gol, è il modo corretto per infondere ai propri calciatori la determinazione per diventare una grande squadra. E gli va detto bravo, perché poi quello è il modo giusto, il modo corretto. È chiaro che la partita diventa di quelle insidiose, perché loro vogliono proporre un calcio moderno, al di là di quello che dicono poi ogni tanto in televisione, ma vogliono venirti addosso, vogliono fare la partita, vogliono gestire la palla, vogliono andare a fare un calcio veloce, un calcio fatto di pressioni alte e di avvolgimento di gioco sulle catene esterne, perché loro attaccano molto dalle fasce. Partita penso difficilissima, che però noi sappiamo quello che dobbiamo fare e vogliamo provare a vincerla questa partita qui. Però in casa ne abbiamo presi 5 l'ultima partita. 5. Per cui la difficoltà c'è tutta nella gara di domani, ecco, perché è stata evidenziata nella partita precedente. Corriere dello Sport e si prepara la Gazzetta dello Sport. Come si diventa supereroi? Io penso che Spalletti, non so se lui ne sia consapevole, e la squadra ovviamente siano stati capaci di realizzare già un capolavoro. Se ripenso a quello che era Napoli a maggio scorso. Poi è chiaro che per il capolavoro della vita bisognerà aspettare le prossime 7 partite. Però mi chiedo, contano più gli aspetti tecnici, tattici, psicologici, caratteriali o un pizzico di, come direbbe qualcuno, cuore? La parola non era cuore, ma la volgarità non è ammessa. Come è questo fatto della resilienza che fa un po' la differenza, di essere sempre disponibili a ripartire, a rimettersi in gioco, aver voglia di farsi calli nei piedi giorno dopo giorno, senza cercare il titolo facile che è molto più comodo. Noi dobbiamo assolutamente tentare di vincere queste 7 partite, l'atteggiamento deve essere, fin dal primo momento che fischierà l'arbitro, di fare di tutto per portare a casa la partita, mantenendo degli equilibri, mantenendo delle attenzioni su quelle che sono poi le situazioni di gioco, le qualità degli avversari, però non ce l'abbiamo bello chiaro quello che è il nostro cammino da qui alla fine, quello che deve essere il nostro cammino da qui alla fine. Poi è chiaro che ci sono altre squadre e il risultato della prossima partita
o l'atteggiamento della prossima partita diventerà un po' anche da quella precedente, ma sono convinto che i ragazzi daranno tutto in queste 7 partite. Ecco. Uno scudetto che possiamo vincere, lo possiamo non vincere, e lo dobbiamo vivere questo periodo serenamente, anche perché al di là di come vada è stata e sarà una storia bellissima. Io penso che nessuna persona poi che usa il cervello potrà dire in caso di non vittoria che è stato un fallimento, perché già il raggiungimento della Champions sarebbe un trionfo. No, perché poi quando tu passi allo step superiore diventa facile. Ho vincente o fallito, vincente non c'è via di mezzo. Secondo me non sarà così. I nostri calciatori sanno quello che vogliono e lo faranno vedere fin da domani. Poi se sarà sufficiente e se dipenderà tutto da noi, lo vedremo strada facendo. Però anche oggi in allenamento era chiaro il messaggio che loro hanno mandato di come andava sviluppato questo allenamento e di quello che doveva essere l'intenzione. È stato fatto tutto bene, per cui io sono convinto che domani faremo una buona partita. Gazzetta dello Sport e si prepara Repubblica. Una cosa rapidissima, cioè se con questa influenza Oramani è uno convocabile, al di là delle garanzie che dà Juan Jesus, e poi Chi gliel'ha detto che ha l'influenza? comunicato ufficiale della Come c'è società. scritto sul comunicato ufficiale? Leggero stato influenzale. No, Leggero infatti stato chiedo per influenzale questo. non ha l'influenza, è un leggero stato Quindi all'inizio. potrebbe anche essere. E per quelli che Diciamo che ci domani. vogliamo portare sfiga, sì, potrebbe anche essere. Per quelli che non ci No, vogliono no, portare sfiga, no, no. dico, Potrebbe anche non essere niente. No, Lui è stato io mandato dicevo, a casa. potrebbe anche essere disponibile in questo senso, dicevo, non dicevo. No, disponibile è disponibile perché è una precauzione che noi ci siamo presi per vedere, cioè uno viene e ha Sì, vabbè, con un tutto po' quello che di succede. candelina Con tutto quello che è successo. e si dice, gli si fa soffiare il naso, si tiene fermo. chiaro. E si tiene fermo. Tiene fermo e ora si vede come si sviluppa. È meno facile che abbia poi presa se uno sta dentro anziché venire fuori a fare allenamento. E quella precauzione lì abbiamo preso per questo. Noi a tuttora è convocabile perché i dottori sono in continuo contatto, l'abbiamo mandato a casa anche perché non trasferisse Presa all'inizio, esatto. quell'altra cosa. La domanda vera, e questa era una cosa tecnica, diciamo, se non crede, e questo non significa nulla su quello che potrà accadere nelle ultime 7 giornate, di meritarlo più dei suoi colleghi, visto che siete tutti e 3, io parlo di 3, lei parla di 4, tutti e 3 che non l'avete mai vinto, proprio per tutta la storia, compresa quella di quest'anno, ma per tutta la storia. No, io penso di no, io ho il 33%, anzi un po' di meno perché sono dietro un punto e se l'Inter vincesse sono dietro un punto lo stesso perché alle altre 2, per cui ho meno possibilità. Sicuramente penso che se lo meriterebbe il sentimento dei tifosi del Napoli e la città di Napoli, questo senza ombra di dubbio, per quella che è la passione che ho conosciuto, con cui vivono questo sport e quello che tentano di trasferirci quotidianamente. Poi è chiaro che dobbiamo dimostrare la nostra serenità e la nostra solidità non soltanto battendo i nemici,
ma soprattutto battendo gli amici, i pronostici degli amici, che sono quelli più pericolosi, perché ora ci danno tutti i pronostici vincenti. Io, come me, se lo merita anche Pioli, se lo merita Inzaghi e se lo merita anche Allegri per la corsa che hanno fatto in questo campionato. Repubblica e si prepara il mattino. Sì, eccomi, buon Sì. pomeriggio. No, vorrei solo chiedere, visto che Osimhen ha avuto qualche problema in settimana, adesso come sta, come è la sua condizione? Osimhen sta bene, anche lì l'inizio settimana c'è stato questo avvertimento in un gesto dentro la partitina e allora abbiamo preferito distaccare e di avere una precauzione, tanto c'era qualche allenamento ancora a disposizione e Osimhen ci sarà, ha fatto questi ultimi allenamenti andando forte, non sentendo niente, e avere Osimhen è importante, ma non averlo ci ha aiutato ancora una volta a capire la qualità dei calciatori con cui abbiamo a che fare, perché ci ha aiutato a crescere non averlo e soprattutto ci ha confermato quanto è forte Mertens, quanto è forte Petagna quando ha giocato Petagna, quanto è forte Zanoli che non ha mai giocato e che gli fai giocare una partita e fa il Di Lorenzo, perché ha fatto il Di Lorenzo, Lozano e Elmas che entrano dopo e mettono al sicuro il risultato, perché poi dentro quell'azione lì c'è forza, velocità, c'è intenzione sana e via dicendo, per cui Osimhen è importantissimo, ma come vi dico sempre non lo spingete troppo, perché se no voi l'allontanate dalla squadra, deve stare dentro la squadra lui, e voi vi soffiate sempre, lasciatelo dentro, non troppo, è quello giusto. Osimhen è forte, se fa quello corretto e si fa quello che ci ha abituato a fare, perché se no poi non si riesce ad avere un gioco di squadra, un gioco corale, un gioco di gruppo. Il mattino e si prepara a Canale 8. Buongiorno mister, come ha poc'anzi sottolineato, insomma, l'importanza di tutti in questo Napoli evidenziata anche a Bergamo. Io insomma indicherei uno in particolare, cioè Lobot, che ha la sua importanza, che si è avvertita tantissimo a Bergamo come in tante partite di questa stagione. Si può definire lui come dire, tipo il faro, non so, insomma, il catalizzatore, l'uomo chiave di questo Napoli per quelle che sono le sue caratteristiche? Quello che ha il play forte delle squadre è quello che ti dà delle soluzioni, ti dà sempre degli sbocchi a quella che è la qualità della squadra, la ricerca della squadra, il gioco di squadra. Però anche qui mi diventa facile andare a ricordare in quei momenti dove lui è stato infortunato, perché è stato 2 o 3 volte infortunato Lobocca, non ha giocato sempre, e ha giocato Demme, e la partita dopo io l'ho levato come quella di Torino della Juventus. Demme è stato il migliore in campo, poi io l'ho rilevato perché ne devo far giocare 11 soli, devo scegliere all'inizio, e ho dato forza a Lobocca scegliendo lui, e gli ho dato la possibilità di far vedere, mentre a Demme non gliel'ho data questa possibilità qui, ma Demme domani quando entrerà farà vedere come si fa a trovare in condizione anche lui, ed è quello che fa la differenza. Avere poi un altro che non tenta di prendere il posto ma che fa di tutto per giocare al tuo fianco, che è la qualità del gruppo forte e la possibilità di diventare un gruppo fortissimo, e questo atteggiamento qui, questa testa qui,
questi valori qui sono quelli che fanno la differenza. Per cui Lobo forte, ma Demme forte quanto Lobo, se lo avessi fatto giocare. Canale 8 e si prepara Radio Amore. Buon pomeriggio, mister. Tempo fa lei disse che le sarebbe piaciuto vedere un Napoli kennediano. Napoli? Ah, Kennediano. sì, scusa. All'epoca di Kennedy c'era però anche un altro personaggio iconico che era Martin Luther King. Aveva un sogno. Qual è il suo sogno oggi? Il mio diventa facilissimo da esprimere, ma non si dice. Quello degli altri che stanno con me dentro lo spogliatoio diventa altrettanto facile da capire, ma non si dice. Se lei fosse dentro gli spogliatoi con noi, se ne accorgerebbe anche lei qual è il sogno di tutti. Radio Amore e si prepara Napoli Magazine. Buonasera mister. Lei tante volte ha parlato, anche prima ha citato i suoi giocatori, ha una rosa forte, ha citato Mertens. Mertens è un giocatore sul quale anche i tifosi si sono interpellati più volte perché è un'icona un po' per Napoli, no? Ciro, anche il suo figlio che oggi insomma appunto ha preso questo nome, che è un nome tipicamente napoletano. E quindi in tanti si chiedono come mai in questa stagione ha avuto poco spazio, se è dovuto anche a una sua condizione o se probabilmente è dovuto a scegliere 11 giocatori e quindi insomma ha scelto altro. È colpa mia, ha ragione, se voleva un colpevole ce l'ha davanti, perché Mertens meriterebbe di giocare tutte le partite e avrebbe meritato più spazio per quello che è il suo modo di allenarsi, per quello che è il suo modo di ragionare, per quella che è la sua qualità dentro l'allenamento. Poi io sono convinto che lui ha già dato un contributo importante per essere a questo punto del campionato con questa classifica, ma sono altrettanto convinto che il meglio lo ha ancora da dare da qui alla fine del campionato. E su quelli come lui, o con quelli come lui, è facile non rimanere delusi, perché è evidente quello che è la sua intenzione, il suo sentimento verso questi colori, verso questa città, verso questo club. Per cui mi dispiace, però poi nel dispiacere io sono anche contento di avere a che fare con delle persone così, perché poi mi restituiscono il massimo che io posso chiedere. E anche come posizione lei lo vede vicino, non lo vede come prima punta, vicino a Simenna, in qualche occasione? Lo vedo come prima punta e come seconda punta. La partita contro la Fiorentina che noi abbiamo perso 5-2, lui giocava come seconda punta. Per cui l'ho fatto giocare anche seconda punta, le volte che ho potuto, le volte che ho ritenuto corretto. Probabilmente diverse volte ho sbagliato, probabilmente non lo so, però tutte quelle volte che non ho vinto ho sicuramente sbagliato, ma devo continuare a scegliere, devo andare a fare la formazione e a tenere qualcuno fuori, nonostante che mi pianga il cuore per la lunga lista di calciatori che si comportano bene, che ho fatto e che meriterebbero di giocare. Napoli Magazine. Gestiamo noi la conferenza. La gestiamo noi. Comunque. Ho capito, è stato stabilito una sola domanda. La gestiamo noi la conferenza. Dai la parola, Guido. Grazie Delia. Grazie Delia. Napoli Magazine si prepara. Eccoci. Spazio Napoli. Allora, cantava Pino Daniele, dubbi non ho. Lei ha dei dubbi di formazione sulle ultime 7 storie? Me lo ridica perché Pino Daniele cantava?
Dubbi non ho, Ah, una dubbi delle non ho. canzoni più famose. Ah, sì, sì. Allora le chiedo se ha dei dubbi legati alla formazione e sulle 7 storie ancora da scrivere, magari sul futuro. No, dubbi ne ho sempre io, proprio legati a questo fatto che dicevo prima, che i calciatori si allenano bene e che quando ce li ho a disposizione i dubbi verrebbero a chiunque. Alcune volte non li ho avuti i dubbi perché non avevo calciatori a disposizione. Però poi ora c'è anche questo dell'importanza della cosa che andiamo a giocarci e che mi aiuta su quello che saranno le mie scelte, perché i calciatori saranno tutti orientati, come dicevo prima, a dare il massimo, a fare bene, perché è quello che vogliono tutti, di vedere lo stadio, partecipare alle partite, partecipa in base a quelli che sono i tuoi comportamenti, vedere lo stadio possibilmente festeggiare un gol è una cosa sensazionale, fantastica, e l'atteggiamento sarà quello lì di tutti quelli che entreranno in campo, anche di quelli fuori che non giocheranno, con la partecipazione da bordo campo. Spazio a Napoli. Buongiorno mister. Guardando la classifica oggi è facile dire che il Napoli se la giocherà fino alla fine, ma c'è stato uno o più momenti in questa stagione in cui lei, nonostante gli infortuni, nonostante il Covid, nonostante quel vento contro che a volte ha sentito, ha avvertito che questa squadra ce l'avrebbe fatta a prescindere, ha sentito io con questa squadra me la gioco fino alla fine? No, non ci sono stati dei momenti che io con questa squadra me la gioco fino alla fine. Io sono partito con quelle intenzioni lì. Una delle prime domande, una delle prime risposte o delle prime domande che io feci alla squadra durante le conferenze era quella che mi sarei voluto rendere conto se erano convinti della forza che avevano per andare a giocare contro chiunque. Per cui io su quella che era la volontà o la convinzione di avere a che fare con un gruppo di calciatori che poteva andare a dire la sua anche in un campionato così difficile, o andare a potersi collocare in un piano alto di quel condominio che diciamo sempre, l'ho sempre avuta quella convinzione. Sì, c'è un momento in cui ci ho creduto di più, questo, ora. Grazie a tutti.